Nuovi disagi per chi usufruisce della rete ferroviaria da Palermo verso Agrigento. Infatti, nel pieno periodo estivo, dall'8 giugno all'8 settembre, i treni che partono da Palermo per raggiungere Agrigento e viceversa saranno sospesi con notevoli disagi per i pendolari e sicuramente non incentivano i turisti ad arrivare alla città dei templi. Le corse si fermeranno a Roccopalumba, dove si potrà procedere con i bus. In piena estate, con le temperature alte, tali disservizi si traducono in veri e propri disincentivi per i turisti. A breve Agrigento sarà capitale italiana della cultura, pertanto i mezzi di trasporto andrebbero potenziati e la programmazione per la manutenzione straordinaria delle ferrovie andrebbe monitorata e programmata nei periodi di bassa stagionalità. È già difficile raggiungere Agrigento per chi arriva da altre regioni a causa della mancanza di aeroporto e reti autostradali, così come è difficile per i pendolari viaggiare giornalmente imbattendosi in mille di servizi, che possa una volta per tutte essere potenziata la rete ferroviaria e fare in modo che arrivare alla provincia di Agrigento non diventi un'odissea. Su questo importante argomento interviene Roberta Lala, coordinatore cittadino di Italia Viva. Dico che questa soppressione, questa sospensione del servizio, soprattutto nel periodo estivo, si trasforma in un disincentivo per i turisti a raggiungere Agrigento, che tra l'altro a breve sarà capitale della cultura. Agrigento è una città bellissima, ma purtroppo a causa delle carenze infrastrutturali, perché non abbiamo un collegamento dagli aeroporti con una rete autostradale, diciamo che i treni, anziché essere sospesi, le manutenzioni dovrebbero riguardare il potenziamento, quindi avere maggiori opportunità, maggiori corse che possano fare in modo che i turisti possano arrivare con più facilità. Questo diventa anche purtroppo un problema per i pendolari, perché diverse persone che viaggiano dalla provincia di Agrigento verso Palermo e viceversa si lamentano perché raccontano che anche la sospensione dell'anno scorso, che vedeva questo treno fermarsi a Roccopalumba per poi tornare ad Agrigento, era fatto di bus, spesso si perdevano le corse perché i bus erano troppo pieni. Quindi dico, una volta per tutte, queste reti ferroviarie, non essendoci autostrada, si dovrebbero assolutamente potenziare, perché davvero significherebbe un disastro per la città di Agrigento.